quota 100 in campo nazionale, la Sicilia cosa farà? La Sicilia non può recepire questa norma perché veda, quota 100 significa aver appesantito il bilancio dello Stato di almeno 200.000 pensioni, che in questo momento sarebbero per metà pagate, stipendi pagati dai privati e metà dal sistema statale. La Regione siciliana sta ricreando il fondo per le pensioni. Abbiamo, per garantire queste risorse di cui parlavo poco fa a proposito del debito che è stato così diciamo accertato con sentenza della Corte dei Conti, purtroppo preso risorse dalla liquidazione dei pensionati, del fondo pensioni, e quindi noi non possiamo appesantire il bilancio nostro della Regione siciliana con il recepimento di questo. Questo significa veramente mettere a rischio l'equilibrio del bilancio della Regione siciliana. Io non credo che noi siamo in condizione, pertanto, per rispondere alla sua domanda in maniera precisa, di recepire una norma di questo tipo.